A 102 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, la Federazione dei Giovani Socialisti del Veneto promuove a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, 2 giornate di approfondimento storico, culturale e politico, con esponenti del mondo accademico, istituzionale e della cultura socialista italiana. L'iniziativa rappresenta uno dei più significativi appuntamenti regionali dedicati alla memoria di Matteotti nel 2026 e riunirà studiosi, amministratori, fondatori culturali e rappresentanti del socialismo democratico provenienti da tutto il Veneto. Andrea Comberlato, segretario regionale Giovani Federalisti Socialisti. Che responsabilità, da 4 anni voi come giovani ricordate la commemorazione della morte di Giacomo Matteotti? Allora, per noi è un appuntamento annuale che è sempre grande fonte di piacere, perché commemorare Giacomo Matteotti sul suo territorio è importantissimo per noi, perché Giacomo non è solo una figura, non è solo un martire, ma è anzitutto una persona. Per noi la responsabilità è quella di riuscire a portare a più persone possibile gli ideali e anche quelli che sono il lascito di Giacomo Matteotti, che non è solo un lascito ideologico, ma è un lascito di civiltà e di democrazia. Quindi la nostra missione è questa da 4 anni, cercare di non solo commemorare Giacomo, ma di farlo rivivere attraverso i nostri panel. Paolo Veronesi, professore di diritto costituzionale all'Università di Ferrara. La figura di Giacomo Matteotti come giurista? Sì, è una parte della sua biografia forse meno conosciuta, ma Giacomo Matteotti ha avuto un, seppur breve, però intenso periodo della sua vita dedicato agli studi giuridici e ha lasciato una serie di pubblicazioni che tra l'altro sono consultabili nel sito della Casa Museo integralmente, una serie di pubblicazioni in materia prevalentemente di diritto penale e procedura penale che sono stati riscoperti a distanza di anni e continuano anche ad essere citati. Per insomma, sintesi, il suo testo più importante è probabilmente una monografia sulla recidiva, in cui prendeva delle posizioni molto interessanti per l'epoca, perché non sposava praticamente nessuna delle scuole giuridiche all'epoca in voga, né integralmente il socialismo giuridico, e quindi ebbe anche qualche attrito con Turati, né la scuola classica dei suoi maestri, Stoppato, con cui si era laureato a Bologna, e Lucchini, e neanche la scuola del tecnicismo, della scuola positiva alla Lombroso, quindi un originale tentativo di usare tutto il bene, tutto il positivo ricavabile da queste scuole in una visione sostanzialmente unitaria. E poi una serie di altri scritti molto tecnici sul processo penale e anche di commento di articoli del codice Finocchiaro Aprile, che era un codice importantissimo per l'ordinamento italiano, un'innovazione del procedimento penale che era entrato in vigore nel 1914. Anche qui, solo come un indice, quali erano i suoi punti fermi? Innanzitutto l'importanza delle forme processuali. Le forme processuali non si devono derogare, perché la deroga apre all'abuso, alla discrezionalità del giudice. Discrezionalità, come dire, troppo aperta. Secondo punto, i giudici devono applicare la norma, quindi eventualmente si deve lavorare sulla formulazione della norma, ma non devono creare la norma. Terzo punto fondamentale, ce ne sarebbero altri, ma giusto per sintesi, il ruolo centrale della Cassazione nella sua funzione nomofilattica, cioè di interpretazione corretta, uniforme del diritto, in modo da evitare anche in questo caso le fibrillazioni derivanti dalle singole decisioni giurisdizionali. È interessante anche che Matteotti pensava, lo scrive in alcune lettere alla moglie Veglia,
durante praticamente il suo confino in Sicilia, dove è inviato durante la Prima Guerra Mondiale a causa del suo antimilitarismo, pensava a 1 o 2 volumi sulla Cassazione penale. Sono gli stessi anni in cui Calamandrei scrive, e poi elaborerà e uscirà nel 1920, una monografia fondamentale sulla Cassazione civile, ed è straordinario come le tesi di Calamandrei si ritrovino anche negli scritti di Matteotti, soprattutto con riguardo all'osservanza del principio di legalità, quindi della previa norma, e con riguardo al ruolo della Cassazione civile per garantire l'uniformità delle interpretazioni ed evitare gli abusi. Giuseppe Maria Toscano, segretario del Circolo Matteotti di Rovigo. I giovani da 4 anni organizzano questo evento della commemorazione della morte di Giacomo Matteotti. Quale responsabilità e quale eredità per le nuove generazioni? Ma anzitutto c'è da dire che noi lo organizziamo da 4 anni, anche e soprattutto grazie alla direttrice Mutterle e all'amministrazione di Fratta, che sono sempre stati preziosissimi e molto disponibili nei nostri confronti. Quale responsabilità? Noi abbiamo accolto questa responsabilità perché pensiamo che del pensiero di Matteotti, del socialismo riformista di Matteotti, ce ne sia estremamente bisogno, soprattutto in quest'epoca, anche e soprattutto in quest'epoca. Matteotti si occupava degli invisibili, soprattutto da principio dei braccianti del Polesine, che non riuscivano a mettere insieme il pranzo e la cena. Anche oggi, in questa società dei consumi, di invisibili ce ne sono tanti. I carcerati, i braccianti, pensate a quello che è successo in Calabria soltanto poche settimane fa. Il precariato. Insomma, noi pensiamo che il pensiero di Matteotti non si debba ricordare semplicemente per farne una trita e ritrita retorica vuota, quanto si debba ricordare perché nei suoi scritti, nelle sue lotte parlamentari, nella sua attività politica in Polesine ci sono degli insegnamenti che sono preziosi per il presente. E poi, anche e soprattutto, egli può rappresentare un esempio per noi giovani, perché pur avendo sofferto, pur avendo subito nella sua vita, ha deciso sempre con grande determinazione di andare avanti in nome di un'idea, anche quando era rimasto solo. Grazie. Lodovica Mutterle, direttrice Casa Museo Matteotti, 102 anni, commemorazione della morte di Giacomo Matteotti. C'è tanta curiosità, c'è voglia di conoscere la figura di Giacomo Matteotti? Certo che sì, specialmente dopo il 2024 abbiamo avuto un incremento considerevole delle visite a Casa Museo. Siamo ad oggi 11.000 visitatori all'anno, pensando che siamo aperti il sabato e la domenica solo. Vengono anche molte scolaresche, anche questo ci dà molta speranza. Vengono da tutta Italia, vengono anche fuori le giornate canoniche, però dimostrano un interesse per conoscere una figura centrale della storia d'Italia, una persona o un politico che ha lottato per la libertà di tutti, per un governo democratico, una realtà appunto che proprio il 2 giugno noi abbiamo commemorato. Quindi io considero anche Giacomo Matteotti un antesignano di quelle battaglie che poi sono state portate avanti con la Resistenza, che hanno portato poi alla nostra democrazia e alla nostra Repubblica.
Fratta Polesine ha una responsabilità importante dal punto di vista culturale della commemorazione storica. Sì, certo, Fratta Polesine è il paese dove Giacomo Matteotti è nato e quindi noi siamo il paese dove la sua casa è radicata, per cui noi per Giacomo Matteotti apriamo le porte sempre e a chiunque. Abbiamo un gemellaggio, un patto di amicizia con Riano che è forte e praticamente anche quest'anno le scuole medie di Riano con il sindaco Luca Bruzzetti sono venute in visita alla Casa Museo per 2 giorni a maggio e li abbiamo accolti, gli abbiamo fatto fare praticamente, gli abbiamo descritto tutta la sua vita che Giacomo Matteotti ha avuto a Fratta. Contiamo nel prossimo anno di portare i nostri ragazzi delle scuole medie di Fratta, vediamo di portarli a Riano e dove praticamente il corpo di Giacomo Matteotti è stato ritrovato. Nicolò Musmecci, segretario Federazione Giovani Socialisti, anche quest'anno a Fratta Polesine. Sì, esatto, siamo qui a Fratta Polesine, casa museo Giacomo Matteotti e ovviamente non potevamo mancare. Un programma di 2 giorni, come è strutturato? Allora, è strutturato analizzando la figura di Giacomo Matteotti sia come giurista che come politico, non solo analizzando la parte finale della sua vita, lui ovviamente è noto ai più per il suo barbaro assassinio e per essere un martire antifascista, però vogliamo anche approfondire quella che è il pensiero di Giacomo Matteotti, che era insomma molto sfaccettato e purtroppo viene poco approfondito. Per questo abbiamo chiamato professori universitari, esponenti politici e in questi 2 giorni appunto ci confronteremo e approfondiremo questa figura molto molto rilevante della storia italiana. 2026 quale responsabilità per i giovani? Per i giovani in generale ce ne sono tante di responsabilità. Sicuramente la prima, che è quella che diciamo sempre noi della Federazione Giovani Socialisti, è di essere portatori dei propri interessi. Questo sembra un dettaglio, ma i giovani in politica oggi hanno veramente come primo punto quello di responsabilizzarsi sul portare i propri interessi e i propri diritti di fronte a quello che è il dibattito politico e l'azione politica. Parliamoci chiaro, questo non è un paese per giovani. La mia generazione e quella le generazioni che verranno dopo di me ovviamente hanno 2 possibilità: o vivere da sfruttati i primi decenni della loro vita o andarsene. Non possiamo continuare così. C'è un'emorragia enorme di giovani in questo paese che la retorica politica vuole essere il futuro. No, noi siamo il presente e vorremmo continuare ad esserlo. Anche dal Lazio, da Roma, qui oggi a Fratta Polesine. Sì, dal Lazio siamo venuti qui perché è importante ricordare, ma che non sia un ricordo fino a se stesso, bensì che sia anche un ricordo che possa permetterci di capire oggi quali sono le sfide della democrazia. Come Matteotti ha insegnato al tempo qual era la grande sfida democratica del tempo, quindi l'avvento del fascismo, oggi dobbiamo capire quali sono le grandi sfide che la nostra democrazia sta affrontando in questo tempo. Quindi possono essere l'intelligenza artificiale, i nuovi lavori che richiedono delle nuove tutele e nuovi strumenti di tutele e fare in modo che veramente la democrazia non sia una parola vana da ripetere o da commemorare ogni tanto, ma che sia una parola applicata tutti i giorni.
Professor Enrico Cucodoro, professore di diritto costituzionale Unisalento, coordinatore dell'osservatorio Sandro e Carlo Pertini. Collegamento con la figura di Giacomo Matteotti. Il collegamento è presto detto, due figure eroiche, testimoni appunto dei valori fondamentali della libertà, della giustizia sociale e soprattutto della lotta al fascismo. E quindi Pertini diventa socialista proprio dopo l'uccisione di Matteotti, ricorda quel momento come la sacra data e quindi da quel momento Pertini, giovane, si sottopone a ben quasi 15 anni dei peggiori carceri che il regime fascista potesse mettere in campo. E alla fine lui ci invita a dire: guardate, io mi sono giocato la mia gioventù, ma questo sacrificio è poca cosa rispetto a quanto poi abbiamo conquistato, sia un'Italia libera e democratica e sia quest'anno 80 anni di Repubblica che appunto celebriamo anche qui a Fratta Polesine, perché naturalmente la figura di Giacomo Matteotti e quella di Sandro Pertini ci invitano al coraggio, all'entusiasmo e anche all'emozione.